Allora c'è l'onorevole Pilli, poi l'onorevole Scano e concludiamo. Prego. Grazie Presidente, grazie Ammiraglio. Io ho ascoltato con grande attenzione le parole dell'Ammiraglio e devo dire di aver condiviso veramente poco, perché sul tema dell'ambiente sono state fatte delle affermazioni davvero fuori luogo. Mi perdoni per la mia franchezza, perché non ripercorrono niente di quello che sta realmente succedendo in Sardegna, e mi corre l'obbligo di richiamare la sua attenzione sul fatto che Teulada è sotto un decreto del Ministro dell'Ambiente del 3 luglio del 2008 che individua tutta l'area del poligono in un sito di importanza comunitaria. L'intero poligono militare di Teulada è sottoposto a vincoli europei, nazionali e regionali. E non deve sfuggire a questa Commissione e all'Ammiraglio che nel 2011 questo Parlamento ha introdotto un reato. All'articolo 733 bis del Codice Penale è stato introdotto un reato che recita: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Siamo in maniera puntuale, precisa nell'ambito di questo reato. Chiunque ha la possibilità di valutare dall'alto, perché l'unica possibilità che abbiamo è con rilievo satellitare di quello che è avvenuto e sta avvenendo quotidianamente in queste ore a Teulada, non può in alcun modo distinguerla tra distruzione e deterioramento dell'habitat, di un habitat censito, tutelato da norme nazionali ed europee, che vietano ai civili di passarci a piedi per tutelare quel bene naturale. E quello che avviene con la distruzione, i rilievi fotografici che sono disponibili su internet, i cartelli che vengono sistemati su tutta la parte della parte a mare di quel poligono, si dice attenzione, possibili proiettili o esplosivi non esplosi. E dire che solo per 2 mesi la Sardegna è interdetta o solo per 2 mesi la Sardegna di quelle parti può essere gestita sul piano turistico è un'enormità, perché nessuno può andare a fare il bagno o a navigare nelle aree dove questi cartelli invece rappresentano in maniera molto chiara un pericolo per la stessa frequentazione di quell'area. C'è un reato, che è quello della distruzione e deterioramento in un sito protetto, ma ce n'è un altro, che è quello del danneggiamento del patrimonio archeologico. E io la invito, Ammiraglio, a valutare quello che è successo dentro il poligono di Teulada. La rete Nurnet, che ha georeferenziato i nuraghi e la civiltà nuragica in quel territorio, ha censito 16 nuraghi. Alcuni di questi sarebbero stati cancellati a colpi di ruspa e altri vengono attraversati dai tracciati dei carri armati quotidianamente. Per essere chiaro, la civiltà nuragica ha 3500 anni di storia, di vita. E soprattutto sarebbe presente anche un'area fenicio-punica che sarebbe stata anch'essa sottomessa al controllo dei soggetti. Lo stesso Ministero dei Beni Culturali ha dichiarato che non ha avuto la possibilità di accedere, e il Comipa, di cui lei ha richiamato l'importanza prima, una settimana fa è stato allontanato, non ha avuto la possibilità di entrare perché la sera prima del sopralluogo il comando e il Ministero della Difesa ha impedito al Comitato Misto Paritetico di entrare a Teulada, pur avendo avuto precedentemente l'autorizzazione a farlo, quindi di fatto una ulteriore violazione anche sul piano istituzionale di quello che sta avvenendo. La mia raccomandazione, più che una domanda, è di tener conto delle leggi di questo Paese, che vietano qualsiasi attività in quel sito che è appunto tutelato dalle norme comunitarie e ha un reato penale che è ben circoscritto e che fa rientrare l'intero poligono di Teulada, e mi limito a questo per non entrare ancora negli altri, a una violazione palese di una norma di codice penale che prevede l'arresto oltre le ammende necessarie.
ascolterei anche l'onorevole Scano. Io vorrei rispondere. Onorevole, io sono capo di Stato Maggiore della Difesa. Esiste un potere legislativo, esiste un potere esecutivo, esiste la magistratura, potere giudiziario. Io dico che la giustizia fa il suo corso. Se prendo atto di quello che lei dice, se è vero che ci sono state delle violazioni, che vengano stigmatizzate e punite come previsto dalla legge. Le rispondo a naso, non in punta di legge. Mi risulta che esistano anche a Teulada alcune aree interdette proprio per il fatto che da molti anni sono residuati militari che sono presenti, per cui sono aree a mare in particolare, intorno a, mi sembra, all'isola l'isola come si chiama lì, insomma, la punta dove normalmente si spara. Quella è una zona interdetta. Ora, che sia ricompreso o meno in questo parco naturale decretato, questo io non ho modo di verificarlo, lo verificheremo. Ma ripeto, se è stata fatta una violazione anche sul fatto di non far entrare il comitato misto paritetico sulla base delle leggi, che la magistratura intervenga, ne prendo atto.